Buonasera a tutti, di TV, e novella di oggi, di 8 di Natale 2020, Kimbe, sempre da via Salvemini, può lamentare, un pacco di geografia, dai numeri di TV trasmettiti, da via Salvemini, dai vizi, dai Sabarbaggia dei vizi, dai Sardigna a tutto su munno chi ascolta tacca chi su web, chi bescomo, insomma, dalle scritte chi sarete, chi beste, visti TV li potete ascoltare in tutto il mondo, basta dare un'occasione computer o cellulare e si potete ascoltare visti TV, basta essere iscritti alla Facebook, però il Tenovas si potete ascoltare pure in YouTube, basta entrare in YouTube, il suo canale dei visti TV e donde die besti Tenovas. Bene. Vediamo come si presenta sa die, oggi si presenta goi tutto coccolata, sai, zucchelo, insomma, sai, descucuzzata, e insomma, però, insomma, una bella look e comunque besti, sai, ecco qua. Vediamo di tornare su Staravallo di oggi, Iovia, 14 gradi, temperatura massima 8 minima, coccolato, vinasato, su tutto vinasassa una, poi carico de aba, una pispisata di aba e scoccusate in un pack e poi tornate a cucuzzare verso Rassese e a Sassette carichi guttivo e abba una mudinedda e di musclas che Napura coccolato tutta la die ma abba non si nidete, 20 grado al massimo, 9 grado minimo. Oggi è l'interro di Antonio, però vediamo un pacco qua, ecco, scusate, devo andare a cliccare e no la pasta, la poesia, ma come mai non veste, vogliamo che relega questa poesia che l'ha dedicato e non veste, e quindi la torniamo a mannare dato che non veste. Un attimo, però io che mi la marca, come mai non veste. Ecco, mi la marca Tinocchio, mi la marca, eccola qua. Suferisi a tristata, in disconsolo, un attimo izzo a Camposanto. Su mentre chi ti funnere de supranto, un anzelo terreno le abolo. Canneschilu, cazza scostumanto, chi t'accunorta te lasciati in dolo. Chintecco spara in nappata soriolo, e ti cantare un tristo canto, Scusate, non la può lesso una via, quindi qualche difficoltà te bestia, perché come si scrive metta bene, Ivane Villa. Sonnare torra de sapratessone, marcati in sul cammino a passo lento. Su tocco chi per tocca sareione. Ca tu e vizi, a comodi scontento, oie, che in terra a te la persone, che in florese, infrizzito del lamento, offizio de Sardigna, mi, salosa, va e in bonora, in pacche ti reposa, Ioanne Villa, tornamos allegre. Sufferisi a tristata in disconsolo, un atiroizzo a Camposanto, su mentre schitti funnel de sopranto, un anzelo terreno le abolo. Canneschi ti lucassa scostumanto, che t'accunorta te lasciati in dolo, che in te che spara il nappa soriolo, de ti cantare tu un tristo canto. Sannare a torra de sapratessone, marcati in suo cammino a passo lento, su tocco che per tocca sareione. Ca tu e vizi, a coro discontento, oi anche in terra esate la persone, che in frore si infrizzito del lamento. Offizio de Sardigna, misa losa, va e in bonora, in pace ti reposa. Ioanne Villa. Bene, andiamo da innantesi e cominciamo che sono l'appuntamento, avanti su primo gli appuntamenti scusto dei Nocche, sabato 20 dicembre 2025 ore 20 e su Cinema Ariston e sarà segna tra vita, morte e televisione, immagini per pensare,
Quinto Potere, un cinema insomma metà connoto, vanno a intervenire Natalino Più, scrittore giornalista, e Carlotta Lucato, giornalista televisiva. Bene, diamo usate l'appuntamento, se andiamo su assa cartellone de cortel de Natale, ma non la sappo. Vabbè, intanto diamo scusto, la ricerca è un impegno che parla al plurale, 20 dicembre, Piazza d'Italia 23, filiale di Sassari, veste breakfast per Teleton con la pasticceria Cesare Vanali di Sassari. Introduzione alla mostra di quadri dell'artista Claudia Pala da parte del professor Bernardo De Muro, scrittore, poeta e commentatore della Repubblica Italiana, commendatore della Repubblica Italiana. Presentazione delle opere d'arte da parte della professoressa Alma Casura, docente dell'Accademia delle Belle Arti di Sassari. E poi a Teros Evento, esibizione della scuola di danza Cillica SD di Sassari, diretta da Simone Cillo, e Galua a scuola, sempre su iniziativa Teleton. Ma io volevo riflettere proprio che questa è mostra è un artista vistichese, di razza vistichese, insomma Claudia Pala, il di Mario Pala, 20 de costumese in Piazza d'Italia 23, Sabiliare del Sassari BNL X Teleton, adesso banca BLN. Bene, non manca il cartellone de Natale, comunque bollapo già adesso tanta via, come no che non che lo so idenne, e vabbè, insomma, l'amo a ponere poca l'occasione, anzi che l'invio dopo lo abbaitiamo. Tanto amo no che tutti los eventos, intanto il primo este questo de scrivere una lettera su Nennedo, questo è un appuntamento un po' crasa, un po' su 21, scusate, po' domenica a Saldecche, che tocca da impostare la lettera su Nennedo. L'Associazione Culturale del Vittart presenta sempre no, che bisogna sempre scusto chi rompe nella massa, telefonando continuamente, po' corrente e così via, gas, eccetera, eccetera. E quindi impostare la letteretta a sede sul giudice di pace, tenendo conto però che la sede è scambiata, che come è appunto non prusi, non bi prima, insomma lì in questo centro storico, insomma comunque este e sul giudice di pace si entra da via Galileo, oppure potete impostare la letteretta e inviarla via mail. Diciamo, allora andiamo da innanzi, vediamo sull'evento, no, che abbiamo di stentare le dolce nera custe su 31, poi abbiamo, va bene, che su 30 in piazza Sproni, accensione fuochi, a quelle sono scadere, queste aspettando l'ultimo dia di Natale, polentata, musica dal vivo, nuovo sonoro e così via di seguito. Ma lui diamo poi sul calendario totale Teatro Ariston, questo è praticamente su 27, beste su Gospel, Teatro Ariston ore 20, Florida Fellowship Super Show, sabato 27 dicembre, e questo è uno gospel, cioè una cantante del gospel. Poi abbiamo il concerto di Natale, Manuela Mameli, Christmas Concert, Davide Crabbo chitarra e Stefano Pinna launedasa, questo è su 21 su Cinema Teatro Ariston. Poi andiamo all'Uvola, in l'Uvola su 20, andiamo a vedere queste omines agrestese, Lula, coro Archeo Liena, coro giovanile Gian Piero da Palestina, Oristano, coro polifonico Algherese. Tutto bello evento, siate in vista, siate in Lula, probabilmente questo dell'Uvola la fa trasmettere in diretta. Bene, che in questo abbiamo finito che sono eventos,
queremos vedere il cartellone, no, che binna tanto, ma volevo già le sosiri se volevo tornare alla Lega Scrasa, poi che lo brincamos e andiamo a sul giornale, se idimo la prima pagina dell'Unione Sarda, energia, le spine della regione, il flop sulle aree idonee, in campo la commissione speciale del Consiglio, cioè praticamente la Corte Costituzionale la consulta ha bloccato parte importante della legge numero 20 su questa area idonea fatta da questa regione, e quindi come lo sconto non sono un opaco dai nuovo dopo la bocciatura della legge 20 sulle aree idonee disposta dalla Corte Costituzionale. Il Consiglio regionale vuole giocare in prima persona la partita con la Commissione speciale per l'energia. L'annuncio del Presidente Piero Comandini sullo sfondo la Portobello 24, slitta il voto sulla finanziaria. La Giunta approva un mese di esercizio provvisorio. Pensioni, stretta del governo, stretta sulla previdenza nel maxi emendamento alla finanziaria presentato dal governo. Si allungano i tempi della pensione. Il riscatto della laurea varrebbe molto meno. Giorgia Meloni, Interremo, eccetera, eccetera. La Lega contrari alle nuove norme. La Lega cura tutto lo scandalo che colano, insomma, e quindi va qualcuno contrario, stanno questo possibile voto. Numero non diventi la patria del 41 bis, detenuti e trasferiti per ristrutturazione, cioè praticamente sono il Buitan, la galera di Nugoro, provi poi ponere su rolle su 41 bis. In corso lo svuotamento del carcere di Badua e Carlos, disposta dal Ministero della Giustizia per gravi criticità strutturali, in particolare del muro di cinta. Sulle prospettive dell'istituto si addensano tante ombre. Il vescovo Antonello Mura lancia l'allarme sull'ipotesi che dopo la ristrutturazione il carcere venga destinato a ospitare solo detenuti al 41 bis, e la Presidente Tolle scrive: scelta gravissima, una punizione per la città. Inoc, chi sente chi. La nuova, allora, prima pagina della nuova, RVM è un caso Confindustria, cioè è un caso Confindustria attacca e paralisi decisionale. E paralisi decisionale uno tubo deve comprendere che non può essere un ricatto sul posto del lavoro, però poi vraicare, cioè fa che bomba e la gettare in donzi parte del suo mondo ampliamento, delibera non portata in giunta, M5 Stelle difendetore, senso di responsabilità. Ha mandato un articolo io pure, ma figurati se me lo concedere, insomma, di pubblicare, ma forse ve lo mandare qualcuno attacolare. Certo, l'articolo mio sono un po' pesante, ma allora. E intanto colamo a Bizzi, consigli per evitare le truffe, questo è stato già pattucolato, pensionati a lezione dai carabinieri. Bitti proseguono gli incontri nel territorio per prevenire i raggiri. Dopo gli incontri in diverse scuole nuoresi, i carabinieri scendono di nuovo in campo per prevenire le truffe agli anziani, con un incontro pre-natalizio che stavolta si è tenuto a Bitti. Con l'avvicinarsi delle festività natalizie e gli incrementi dei reati, i militari della compagnia, insieme ai componenti dell'associazione Achimus, hanno tenuto un incontro al salone parrocchiale del paese. Davanti a numerosi partecipanti si è tenuto un incontro per contrastare e prevenire il fenomeno che colpisce ogni giorno tanti anziani afflitti che spesso si ritrovano prosciugati dei propri risparmi. L'argomento della serata sono state le diverse tipologie di truffa, dalle telefonate del finto carabiniere che chiede soldi per aiutare un parente finito nei guai con la giustizia, allo shopping, tecnica utilizzata per falsificare l'identità di un utente e che spesso fa cadere in errore le vittime, per concludere con il phishing, e lo smishing, tutte subdole fattispecie volte a pescare ignari utenti da truffare. Una bella iniziativa, non è stato possibile non anche in diretta
non tipo in bici. L'isola è pronta ad accogliere l'Einstein Telescope. Ecco qua andiamo da innanzi in questa cosa. Il taglio del nastro diventa un ulteriore tassello per la realizzazione dell'infrastruttura. A Selargius la presidente Todd inaugura i nuovi locali dell'Istituto di Astrofisica. Un passo avanti per l'Einstein Telescope in Sardegna, tema al centro dell'incontro di ieri con la proiezione in anteprima del documentario Einstein Telescope, ascoltare l'universo oltre le stelle, e il taglio del nastro per nuovi spazi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica nella sede dell'Osservatorio Astronomico di Selargius. Si potrà qui intendere la registrazione che ha fatto la teoria imbaulato adesso complottista una cosa da non credere, insomma, da pazzia totale, insomma, cioè il telescopio si conosce a scarenare che 40 km di raggio praticamente si assente, è andata deportata, cioè tutto a pulito che mandano a caricare il loco, non riesco a restare in Siberia che va loco, però riconoscono, non si spostano tutto canto, ma non solo noi, viene a scanner, lo scanner appedana e disturbano il telescopio, lo solo che spuro, lo solo che scamminano a che ne stripizzo e possono disturbare. Ottimismo, un doppio appuntamento che di fatto rappresenta un ulteriore tassello nel percorso a sostegno della candidatura del sito minerario di Sosenatos a Lula per ospitare la grande infrastruttura scientifica. Questa iniziativa, che coinvolge tanti soggetti, dimostra ancora una volta che il progetto dell'Einstein Telescope non riguarda soltanto la Sardegna ma l'intero paese, ha esordito la Presidente della Regione Alessandra Todde durante l'incontro. Vabbè, stiamo a bidere che non hai dato per la zilicherta al borso dell'allassa, ecco la zilicherta, zilicucco, scrocchedda, cosa l'allassa, no, i stripizzo che mettono neanche, esollepore. Detenuti trasferiti per par posto al 41 bis. Allarme del vescovo, è un colpo per Nuoro. Todde una scelta gravissima. Il penitenziario svuotato su ordine del Ministero, ufficialmente per problemi strutturali, cioè Mariane è sempre Mariane. Nuovo allarme del vescovo Mura, a Badueccarro solo boss al 41 bis. Il prelato, colpo durissimo per la città, la presidente Todde, una punizione. A quanto pare che la cosa è scamminando in questo senso. Il vescovo di Nuoro, Antonello Mura, non è abituato a buttare le parole e anche questa volta quelle che affida a una nota sono calibrate e pesanti. Il tema Badueccarro, che si appresta a diventare un penitenziario esclusivamente per detenuti al 41 bis, voci sempre insistenti danno conferme che si sta procedendo a ritmi serrati al trasferimento di tutti i detenuti ad altre sedi. Il motivo? Avviare una ristrutturazione dei locali per farne un carcere che ospite solo, scritto in maiuscolo, detenuti sottoposti al 41 bis. Le voci sono molteplici e le fonti credibili, non solo in Sardegna, come anche il via vai di pullman che si spostano da Nuoro. Sono parole destinate a sollevare un polverone e il vescovo ne è consapevole. Io veramente colonia totale. Torpè, grazie alle piogge finisce l'emergenza idrica. Questa è una bella nova. Le copiose piogge della notte scorsa hanno compiuto il miracolo tanto atteso dalla popolazione a valle. Torrenti desolatamente asciutti sino ai giorni scorsi hanno ripreso vita portando all'interno del bacino che imbriglia il Rio Posada alcuni milioni di metri cubi d'acqua che consentiranno al consorzio di bonifica di riaprire le condotte irrigue per tutte le aziende nell'agro. Andiamo da innanzi. Esercizio provvisorio per un mese, la giunta prende tempo sul bilancio, insomma pare che la prova in tempo, invece non pare che si annette in esercizio provvisorio. Oggi ultime votazioni nelle commissioni, ma salta il passaggio in aula.
Vaccini obbligatori per la dermatite bovina, si intende. Confindustria chiede alla regione misure coercitive per chi si rifiuta. E certo, basta che non la saccano in pacco, al vaccino il virus resta gallo attivo. Dermatite bovina, la presenza di 3 focolai ancora attivi impedisce di rallentare le restrizioni alla movimentazione dei capi previste dai regolamenti europei. A ieri su 79 i focolai dove erano stati registrati casi di dermatite bovina modulare, 3 non sono stati dichiarati liberi da virus. 1 a Paoli confermato il 27 ottobre e 2 a Unifeli confermati a luglio. Confagricoltura lancia un appello e chiede alla regione di usare metodi coercitivi per risolvere il problema. La revoca formale delle restrizioni alla mobilitazione dei bovini decisa dalla regione nei giorni scorsi non ci soddisfa, dicono il presidente e il direttore di Confindustria Sardegna Stefano Taras e Giambattista Monne, e non produce effetti sostanziali, visto che l'intero territorio regionale continua ad essere classificato come zona di vaccinazione, vaccinazione 2, mantenendo di fatto la Sardegna in uno stato di isolamento sanitario e commerciale. Basta un pacco Pellegrino da può rovinare una regione. RVM, Confindustria attacca, messaggio di inaffidabilità. Invece il giusto che la regione non concedata su Itesenarata, su via, non concedata, e che sia sul governo a nominare uno commissario ad acta e lo acata d'imperio, si lo che fa che gai, tutto lo sardo scomprendere i teste sul governo italiano in Sardegna. ZES in Sardegna si rischia il flop. ZES, queste zone economiche speciali, pare chi prima in funzionante come invece va a crisi. Allarme delle aziende sulle risorse insufficienti, gli incentivi non sono vantaggiosi. Dermatite, vaccinato il 97% dei bovini, ma appunto Confindustria in Arata il blocco c'è ancora. Mannaia sui comuni montani, l'isola protesta. Di questo non è dato già una norma, praticamente puoi stabilire se un comune il montano no, deve avere almeno il 25% del territorio deve superare i 600 metri di altitudine, se no non viene considerato comunità montana. Piano del governo, passerebbero da 234 a 74 i comuni montani. La regione scelta ingiusta. Vabbè, prima in Montana viene a Siniscola e lo il Gallo, Orosei, Montano, eccetera, tutto montano, e a Saine poi tutte le comunità montane non sono servite a nulla. Certo, come no che la cosa è metta severa e non condivisibile, ma comunque c'è una strinta, tocca della dare, se no non si distingue il montano dal submarino. La Sardegna rischia di perdere gran parte dei suoi comuni montani, dai 234 attuali, potete scrivere 234 comuni, attuali si passerebbe ad appena 74, secondo la nuova classificazione proposta dal governo e firmata dal ministro degli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli. Secondo i nuovi criteri, un comune sarà considerato montano se almeno il 25% della superficie si trova sopra i 600 metri e il 30% presenti una pendenza di almeno il 20%, oppure se ha altimetria media superiore ai 500 metri o risulta intercluso tra località che soddisfano uno dei due criteri. Mi pare che bizi comunque come media sia sopra sostituendo al metro perché come pendenza vi rientra tesumatessi, tocca da calcolare. Allora andiamo da innanzi, il sistema del 118 rischia il caos. Vediamo chi ha mandato saluto, ce l'ha con due e Nina Carai. Rischia il collasso.
postazioni di soccorso chiuse, servono 5 milioni o scatterà il blocco. Oh, in occasione. E intanto Todd ha chiesto assessore ad interim alla sanità, oggi Todd è in commissione come assessore ad interim. Primo intervento di Alessandra Todd da assessore all'interim alla sanità. Oggi alle 11 la Presidente della Regione sarà ascoltata nella commissione sesta presieduta da Carla Fundoni, PD. 2 punti all'ordine del giorno: la riduzione dei tempi delle liste d'attesa per il 2025 e le prestazioni di specialistica ambulatoriale e poi le parti di competenza della manovra finanziaria 2026. Ieri intanto, sempre su proposta di Todd, la Giunta ha disposto la ripartizione di 92,07 milioni di euro di risorse integrative del bilancio regionale 2025 per coprire lo squilibrio corrente dei bilanci delle aziende del servizio sanitario regionale. Vabbè, vediamo come è andata a finire questa cosa. Flop della legge sulle aree idonee, deboli gli appigli all'urbanistica. La sentenza 184 della consulta lascia comunque aperta qualche possibilità contro l'assalto, ma la Corte Costituzionale non cita la specialità dell'isola. Gli attivisti insistono, la Pratobello 24 è l'ultima speranza, ma io non ho qualche dubbio, ma comunque. La Sardegna è più che mai senza difese. La Corte Costituzionale, nel dichiarare illegittima parte della legge regionale 20 sulle aree idonee, segnala l'eccessiva restrizione alla realizzazione di impianti di energia rinnovabile, in contrasto con i principi statali ed europei di transizione energetica. Vediamo un pacco questa questione dell'urbanistica che si basa appunto sulla legge urbanistica. E che cosa? Ecco qua, narratino che Orgosolo, il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu, che si è battuto nell'estate del 2024 per la raccolta di 211.000 firme. I punti criticati alla consulta sono diversi. Un'area non idonea per la consulta non può sottointendere a un divieto assoluto di installazione su quasi tutto il territorio regionale. Allora, ecco qua il perché delle centinaia di ricorsi presentati al Tribunale amministrativo, il forse debole riferimento all'urbanistica e, come poi specificato dai comitati, e la mancata approvazione di un piano energetico hanno portato la Sardegna sul piano del conflitto di competenze. Ma canno io da dire in Suni di Zappa e dato di un piano energetico, ma non ha che non vai a bisogno, un po' più soldi si è scomitato e che quindi si è annoiato a trattare che non è nessuna proposta. E va bene, la pensangai e tanno a conti solo. I comitati, le accuse di Maria Grazia De Montis, portavoce del gruppo gallurese, la giunta sapeva di giocare una partita già persa, questo veramente l'ha ponato prima io come l'usano. La legge 20 è stata strutturata ab origine per fallire sotto il vaglio costituzionale. Giocare per perdere è ciò che più rappresenta la partita regionale. A dirlo sono i comitati, in particolare quello della Gallura. La portavoce Maria Grazia De Monti entra subito nello specifico. Se l'intenzione primaria fosse stata davvero la tutela paesaggistica, la Regione non avrebbe invertito l'ordine logico e giuridico delle sue prerogative, finendo per giocare in trasferta su un campo, quello energetico, dove la competenza è concorrente e la normativa spietata, ma avrebbe giocato in casa con l'urbanistica e paesaggio, dove la sua autorità è esclusiva e soprattutto forte nel sostegno popolare espresso con la Pratobello 24. Ma vabbè, andiamo da innanzi, maggioranza si divide, serve una commissione, siamo sempre questa legge urbanistica, questa legge su questa energia, delle aree idonee. I partiti spingono
per alzare un muro contro gli speculatori delle rinnovabili. Tensione dopo le notizie arrivate da Roma. In Consiglio l'ipotesi di un organismo speciale. L'impianto della legge regionale sulle aree idonee è incostituzionale e adesso serve un rimedio efficace contro l'assalto degli speculatori delle rinnovabili, laddove la Giunta ha fatto flop e il punto di vista di alcuni o consiglieri di maggioranza e opposizione. Prova ad intervenire l'Assemblea sarda. Ieri è improvvisamente ridiventata attuale la commissione speciale sull'energia istituita l'estate scorsa con ordine del giorno votato all'unanimità e mai insediata. Uno dei primi atti del nuovo organismo potrebbe essere l'esame della Patobello 24, la proposta di iniziativa popolare rimasta chiusa nei cassetti del Palazzo e che fa perno sull'articolo 3 dello Statuto, quello che attribuisce alla Sardegna, tra le altre potestà legislativa in materia di edilizia e urbanistica. Ma stiamo a vedere. Manovra finanziaria, ancora una volta il campo largo perde tempo, cioè non fa che in tempo quindi da tancare. Putin sfida i porcellini europei, la chiamato porcellini, tanto vabbè, tutto è possibile. Lo zar speravano che crollassimo nel weekend, delegazione di Mosca a Miami. E te basta fare che in Miami. Zelensky avverte gli alleati, il nemico si prepara ad un altro anno di conflitto. Intanto però gli è arrivata Zanova da niente meno che da Mélenchon, capo dell'opposizione. Andiamo a piccare questa nuova. Allora, Jean-Luc Mélenchon, che è il capo praticamente dell'opposizione in Francia, che comunica che in Russia attivisti del partito comunista russo sono stati condannati dai 6 a 23 anni può aver contestato la guerra che Putin fa in Ucraina. Cioè questo teccherenare, insomma, che tanto adesso sono amantioso di Putin, sono amantioso che pensano che Putin sia comunista. Però in Russia è scontestato proprio dal suo partito comunista e sono militanti, sino che bisogna viene rapintato di suo processo che qualcuno resta in berto ed è riuscito a lasciare la Russia, altri invece sono condannati dai 6 a 23 anni, a 22 anni di reclusione. E attaccherenare questa cosa, cioè, siamo amantiosi dell'autarchia, non spiega l'autarchia, se non siamo disposti a difendere la democrazia, va bene, non sono chi su chisata. Io penso che la democrazia appata pur valore di qualsiasi forma di autarchia. Bene, che in questo tancamo si teneva al devisti, scusate se mi sono sbilanciato pure a dare parere del carattere politico, ormai non se ne può più uso. È una cosa veramente dilagante. Allora, poniamo la sigla e tancatura e stancamo si teneva di oggi e purtroppo in tristura subito queste Centerro De Marco Carzeglia andiamo a compensare a sull'ultima dimora e va bene, insomma, non la lamentare, specialmente chi inizia a fare tanta guerra l'ha fatto sul diritto del suo sardo e può tutelare l'occhio o nostro, insomma, la terra sarda. A mentre vedere di abbonato dai Bizzi TV e mentre a casa sotto Rittenova le crasa tancamo